Fame di punti, le due squadre in scena oggi al Palacosmos di 9, la squadra di casa di mister Luigi Zanetti a quota 5, gli ospiti di Pablo Ranieri a quota 1 punto, ultimi in classifica. Benvenuti da Udino Baggio per Roploz. Cosmos 9 da destra verso sinistra invece il Valdagno. Il fischio, il direttore di gara, inizia la sfida. Baron porta via l'uomo Serban, Baron in mezzo a 3, il tocco proprio dal numero 8 che pesca dalla parte opposta Bresolin, che taglia e riceve questo pallone al bacio, a tempo per coordinarsi e mettere a segno l'1-0. E vi lascio uno spoiler con la R finale come le mix card di Roploz, le vostre migliori azioni in formato verticale, tracking ball sul giocatore e tanto altro ancora lo trovate nel link in descrizione. Torniamo al campo con questa palla deviata poi per il numero 9 Castrati che si coordina col mancino, mette pazza, ci arriva e l'aggancia il numero 7, autore del primo gol, Andrea Bresolin. Fami mette fuori Berto, il tocco d'esterno per Alessio, ci mette il piede Rubega, poi insiste il Valdagno con Soldà che gliela porta via, 3 contro 2 a destra Fami, dentro c'è anche il Mursli, servito il 19, super parata di Michelon. Lungo da Alessio, scavalcato il Mursli, dentro di prima per Berto col mancino, accelera, può suggerire anche per il numero 9 Alessio, va dentro, il tocco in presa facile su cui ci arriva Rubega, riparte subito la formazione valdagnese, Nicolini dentro dal classe 2006 Riccardo Casarotto che pareggia i conti al Palacosmos 1-1. Vicina Medina, poi c'è anche Baron, servito proprio al numero 11, il controllo di sinistro, il palo, si salva. Ouda con la palla in mezzo, in scivolata, Bertinato però ci crede e mantiene il possesso. Bertinato evita l'intervento in scivolata di Ouda, Bertinato una volta sul portiere, 2, poi la palla resta lì! E Valian Castrati con il tacco sigla il gol del 2-1 Valdagno. Baron buca alle spalle del difensore, Ouda con l'esterno si accentra, lo serve Bresolin che va al tiro! E Ulisse Rubega dopo averla parata è sfortunato perché se la butta dentro e quindi pareggia il Cosmos 9. Ongaro va di prima, sbaglia di facile lettura per il numero 7 Bresolin che si accentra, può andare anche da Baron, va al tiro! La scaglia sotto la traversa Andrea Bresolin e torna in vantaggio il Cosmos 9. Fischia il direttore di gara, Berto con il contromovimento, l'appoggio, poi parte Berto e il Mursli liscia l'intervento e Berto di fronte a Rubega, deve solo controllarla, poi è bravo con il sinistro a metterla sull'angolino e fare 4-2 Cosmos 9. Bertinato accelera il numero 3, Ruleta poi si accentra con il destro, pressato, spalla alla porta, Bertinato la scarica per Ezechiel Nicolini, Nicolini col mancino, la parata poi rischia. Dall'altra parte c'è Berto, servito Serban, Alessio, il duello, Alessio riesce a girarsi, parte la formazione in maglia blu del Valdagno con Ezechiel Nicolini, una serie di finte, si accentra sul mancino, può andare dal compagno, va alla conclusione, ci mette la mano Michelon, a terra Serban. Michelon serve Berto che è partito, la palla in profondità e Berto con il tocco sotto fa 5-2 Cosmos 9, doppietta personale, ancora una volta decisiva, la palla lunga a scavalcare la difesa, è alto il Valdagno, Michelon può andare lungo da Bresolin che si coordina con la volée, ci mette le mani Ulisse Rubega, Castrati il 3 contro 3, lascia Nicolini col mancino esterno della rete, lascia Bertinato. Una finta di Bertinato ma si dimentica il pallone, Bresolin addosso al braccio di Castrati, il fischio, poi la rete, sì, alla fine concede il gol, il direttore di gara probabilmente per il vantaggio, e Andrea Bresolin sigla. Bertinato, il Mursli, Castrati di punta, prova il tiro, poi Michelon ci prova direttamente da casa sua, trova la gioia del gol anche il numero 12, classe 2000, Mattia Michelon, 7-2 Cosmos 9. Medina lungo in profondità, alto per Bresolin che l'aggancia con il tacco, la serve ancora il compagno in maglia 11, lasciato solo dalla difesa. Fuori c'è Berto, Bresolin e Serban, il contromovimento di Bresolin, servito al numero 14, Berto! Rasoiata in diagonale vincente e anche Berto sigla la sua tripletta personale, 8-2 Cosmos. 3 secondi al termine, i giocatori si stringono già la mano, finisce il match tra Cosmos 9 e Valdagno che era rimasto in partita fino al gol del vantaggio del 2-1 di Castrati, poi con Bresolin, Berto e Michelon dilaga la squadra di mister Luigi Zanetti, 8-2 risultato finale.